L'operazione che è stata svolta oggi costituisce uno stralcio di un'operazione che si era già conclusa nel maggio di quest'anno, quando erano state già arrestate 17 persone. Le persone che sono destinatarie delle misure cautelari di oggi, cioè 10 persone, costituiscono uno stralcio dell'indagine dell'epoca. Il movimento era di circa 500 grammi di cocaina a settimana e qualche chilo di hashish a settimana. Il movimento veniva fatto a bordo di motoveicoli proprio per evitare di poter essere intercettati e magari nel momento in cui c'era la necessità di fuggire lo avrebbero potuto fare più agevolmente. Una volta che si erano approvvigionati dello stupefacente che veniva acquistato, come ho già detto, nel milanese, lo stupefacente veniva ripartito in quantitativi più piccoli e veniva sepolto all'interno di vasetti per preservarlo dalle condizioni atmosferiche esterne e veniva nascosto sia in pezzamenti di terreno agricolo che all'interno di casolari abbandonati. C'è stata addirittura più volte dell'attività estorsiva nei confronti delle persone che acquistavano lo stupefacente e non erano puntuali nei pagamenti. Nel giugno del 2014 c'è stata un'attività punitiva nei confronti di un extracomunitario che risiede a Montebelluna, che era stato minacciato con un cane mordace ed era stato anche oggetto di forte violenza.